Con il presidente dell'Istituto Benvenuti, Stefano Feltrin, com'è la situazione ad oggi dell'Istituto, viste le vicende soprattutto che sono partite da aprile? L'Istituto ha ripreso l'attività ad inizio ottobre, diciamo che dai tristi avvenimenti di aprile e poi denunciati pubblicamente a settembre, devo dire che i passi in avanti sono stati molto importanti, molto evidenti. Quest'anno abbiamo un numero di iscritti che supera quello degli anni scorsi, perché superiamo i 130 iscritti. Le iniziative che stiamo portando avanti sono veramente numerose, anche nonostante l'emergenza sanitaria, per cui direi che la situazione è positiva, si comincia a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Stiamo ristrutturando, mettendo a posto tutta la vecchia biblioteca che l'istituto aveva ed era in uno stato di abbandono. Sono più di 3.000 volumi, anche manoscritti originali dello stesso Benvenuti, libri dell'Ottocento, ovviamente enciclopedie, eccetera, eccetera, che stiamo mettendo a posto. Daremo una nuova collocazione nella palazzina della segreteria dell'istituto, che si affaccia in via Padova, e verrà aperta presumibilmente entro fine gennaio anche al pubblico, perché possa essere fruita, i volumi possono essere usufruiti poi a chi è interessato. Ovviamente faccio un appello a tutte quelle aziende, a tutte quelle persone, a tutti quegli appassionati in genere di musica, che ovviamente l'istituto ha sempre la necessità di tutti, e quindi chi vuole fare delle donazioni è sempre ben accetto. Per quanto riguarda le aziende, in questo momento siamo in grado anche di garantire una buona visibilità per le sponsorizzazioni, per tutti gli avvenimenti, i concerti che faremo e che stiamo anche organizzando. Finita ovviamente l'emergenza Covid, sicuramente le aziende avranno anche soddisfazione nel sponsorizzare l'istituto. Con il direttore artistico, il maestro Pessina, le iniziative di questo istituto sono numerose e quest'anno si lavora per fare ancora meglio. Per esempio tutte le iniziative che sono collegate alla questione di Natale. Durante il periodo natalizio, visti gli impedimenti dovuti alla situazione totalmente eccezionale che tutti stiamo vivendo della pandemia, abbiamo optato per attività in streaming, attività, quindi concerti. Non ci siamo fermati, abbiamo prodotto concerti musicali trasmessi appunto online. Abbiamo classi piene da 10 studenti di chitarra per ogni insegnante, quindi voglio dire, ci sono gruppi di orchestra che arrivano fino a 50, voglio dire. Quindi attenzione, dipende molto dal tipo di strumento che vogliamo affrontare. Quindi sì, ci sono corsi individuali e corsi collettivi. I corsi collettivi purtroppo al momento sono, come dire, messi un po' in secondo piano per ovvi motivi di prevenzione del contagio. Ecco.